Senta un attimo, cosa dice di questo Treviso? Lei è proprio arrabbiato? Treviso non meritava una fine così, se solo il comune, colpa sua di loro. Ho capito. In coda al banchetto il biglietto si compra al momento, come una volta i prezzi sono bassi, ma c'è chi chiede pure la riduzione. Ridotti ti sei donne? No, magari. Ah no? 40 km di strada, 45 minuti di auto separano Treviso da Busa di Vigonza, ma è come se fossero anni luce. In questo periodo 4 anni fa esordivamo a San Siro contro l'Inter, Serie A. Oggi il Treviso esordisce in eccellenza contro la Vigontina. Il saluto del nuovo Treviso alla curva Ultras precede il fischio d'inizio, poi un minuto di silenzio per i morti in Afghanistan e così si parte. La partita termina in pareggio 0-0. Il gioco è buono, ma non è certo quello al quale da oltre 10 anni eravamo abituati, quello della Serie A e Serie B, quello dei gol di Luca Toni o di Pasqualino Foggia, un Treviso in versione casalinga invece, ma i tifosi, quelli veri, ci sono ancora. La fede biancoceleste resiste più forte di prima. Cosa dite di questo Treviso? Il Treviso ha fatto una brutta fine, penso che non lo meritasse, speriamo che si risollevi presto. Fedelissimi fino in fondo? Fino in fondo, per forza bisogna sostenerlo. Quando uno va giù, poi può anche rialzarsi o no? Passione? Sì, e se siamo qua sì. La passione c'è più adesso o c'era più prima? Credo forse più adesso.